Il problema della carenza dei medici di base non è recente, dura anzi da molto tempo. Lo spiega Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, commentando il caso di Agna con il sindaco Gianluca Piva che si è appellato addirittura a Papa Francesco. Bisogna sedersi ad un tavolo e ragionare, perché la mancanza non è una mancanza provvisoria, sarà una mancanza strutturale per i prossimi anni e non basta chiedere, bisogna proprio riorganizzare il sistema perché medici non ce ne sono. Questo è dovuto ad una politica fatta negli anni in modo poco chiaro, in modo superficiale, per cui non si sono mai sviluppati posti per il corso di formazione specifica in medicina generale, per cui avremo 3-4 anni almeno come minimo di carenze importanti che faranno sì che soprattutto nei comuni più piccoli e nei comuni più distanti non ci sia la possibilità di avere un medico. Questo si può ovviare riorganizzando il sistema, ma per riorganizzare il sistema Regione e USL si devono sedere a un tavolo. Per il presidente dell'Ordine dei Medici una soluzione ci sarebbe, serve potenziare le medicine integrate nel territorio. Deve essere potenziata complessivamente la medicina del territorio, anche perché la pandemia è stato, come dire, quello che ha accelerato il sistema, ma noi abbiamo in ballo una pandemia ancora più grossa che è quella della popolazione anziana, la popolazione non autosufficiente, la popolazione che deve essere curata a casa e non può essere curata in ospedale, non deve essere curata in ospedale. Quindi bisogna riorganizzare proprio il sistema dando la possibilità ai medici di famiglia di fare i medici, non fare per la parte della loro giornata i burocrati. I numeri parlano chiaro, il problema non è solo a Padova, in tutto Veneto infatti mancano circa 1000 medici di famiglia, ovvero un terzo di quelli attualmente presenti e gli studenti in formazione non sono sufficienti a rimpiazzare quanti andranno in pensione. Nella provincia di Padova ne mancherà qualche centinaio, più di 200. Tenete conto che se tutto va bene, in 3 anni si potranno utilizzare circa 500 medici che si stanno formando in questo momento per tutta la regione Veneto, non soltanto per Padova.